stadio Gavagnino Nocini di Verona l'epilogo dei play-off del campionato Primavera 4 Girone A. Nella sfida di ritorno si affrontano la Virtus Verona e il Mantova. Dirige l'incontro il signor Maccarini, coadiuvato dai signori Nigri e Cardona. Quarto ufficiale il signor Di Loreto. Grande affluenza di pubblico per questa gara che metterà il punto conclusivo sulla stagione agonistica. I pronostici sono per la Virtus Verona, che ha dominato il campionato e che nella gara di andata ha strappato un pareggio importante. Ma il calcio può riservare sorprese e la squadra di mister Graziani confeziona una gara perfetta e supera i padroni di casa con il risultato di 2-0. La Virtus, forte dei due risultati a disposizione, aspetta il Mantova, che non si fa prendere dall'ansia e macina a sornione il proprio gioco fino al 27esimo, quando Battesini fa partire un siluro dai 25 metri che si infila sul lato opposto dell'incolpevole Ficeni. 1-0. Quattro minuti dopo il colpo di grazia, contropiede micidiale del Mantova. Del Bar alza la testa e serve sul lato opposto Zaniboni, che controlla, finta e palla in rete. 2-0. La Virtus accusa il colpo, ma riesce a rendersi pericolosa sul finire del tempo su azione di calcio d'angolo. Sulla respinta Cielo batte a colpo sicuro, ma centra in pieno la traversa. Si riparte con la Virtus che tenta la reazione ancora da calcio d'angolo. Oie colpisce di testa e la sfera sbatte sul palo. Giornata storta, anche per il rigore imboccato per un fallo su Ciontos. Il Mantova controlla e porta a casa la vittoria ed il passaggio alla Primavera 3. Ed ora ascoltiamo i mister. Sembrava una montagna da scalare, il pronostico vi dava sfavoriti e invece la sua squadra ha giocato di cuore, ha giocato con grande agonismo, passione e si è riusciti a ribaltare il risultato. Sì, all'inizio onestamente il pronostico non era dalla nostra parte, però abbiamo fatto due ottime partite. Poi concedetemi di dire che il regolamento forse non è, perché bisogna essere onesti, che era giusto che chi arriva primo dovesse vincere, però poi il regolamento è questo e nei playoff siamo stati bravi, come ho detto ai ragazzi ero convinto che un mese fermi loro potessero pagarlo, abbiamo lavorato tanto sull'aggressività, abbiamo fatto due ottime partite, poi l'episodio è chiaro che alle volte c'è. La settimana scorsa ci ha un po' penalizzato, oggi ci ha un po' ci è arrivato favorevole, nel senso il pallo e la traversa, però il primo tempo abbiamo giocato molto bene, poi al secondo tempo abbiamo un po' subito un po' troppo la loro fisicità, ma ci stava, abbiamo sbagliato qualche ripartenza, io credo che sulle due partite abbiamo meritato, però dobbiamo fare anche complimenti a una squadra che ha dominato, che ha vinto il campionato, che comunque ha fatto due ottime partite mi viene da dire, per me è facile dirlo perché oggi ho vinto, per oggi non credo che abbia perso qualcuno, credo che sono due squadre che il risultato dice che una squadra vince e l'altra perde, però a livello sportivo, a livello di quello che è stato fatto durante l'anno, io credo che la Virtus Verona abbia meritato comunque di vincere il campionato. Assolutamente, ma fra l'altro la sua squadra nel primo tempo non è stata, non ha avuto il prurito di voler spingere a tutti i costi in fretta per cercare di ottenere il risultato, perché avevate un solo risultato su due, quindi eccolo qua!
Ci sta mister, la gioia dei suoi ragazzi ci sta. Era il pegno che dovevo pagare. Effettivamente, comunque insomma la sua squadra nel primo tempo è stata tranquilla, ha saputo attendere il momento giusto per poi diciamo affondare i colpi in una cornice di pubblico molto bella. Molto bella tutto lì, grazie alla Virtus Verona che ci ha permesso di giocare in questo bellissimo impianto, la cornice di pubblico importante, è stato tutto bello, dai. Sono molto felice perché poi il merito è di questi ragazzi, noi cerchiamo di far meno danni possibili. Assolutamente, grazie mister e complimenti, in bocca al lupo per la prossima stagione. Grazie. Mister, che partita è stata? È stata una partita dove il Mantova è partito meglio, ha fatto gol con un tiro da lontano e poi peccato per il secondo gol perché quello poi ci ha messo in difficoltà, è stato un secondo gol non bello. Poi noi abbiamo provato, abbiamo preso una traversa, abbiamo preso un palo, ci sono state un paio di situazioni che potevamo sfruttarle meglio, però il Mantova ha meritato di vincere. Questa sconfitta non toglie il merito di aver condotto una stagione sempre in testa alla classifica o comunque quasi, quindi una grande soddisfazione che si porta a casa in attesa di sapere il verdetto di un eventuale ripescaggio. Ma non è nemmeno da dire, abbiamo vinto il campionato, adesso non scherziamo, abbiamo vinto il campionato e abbiamo vinto un campionato storico come è successo prima, noi dobbiamo ricordare la vittoria del campionato, questa è la cosa più importante di tutti in assoluto, la società, la squadra che ha vinto il campionato, Primavera 4, Girone A, è la Virtus, non è nessun altro. 6 punti della seconda, 7 della terza, poi da quest'anno c'è questa cosa, abbiamo giocato, abbiamo partecipato e erano 2 partite in più che abbiamo giocato, ha vinto il Mantova, complimenti al Mantova. In effetti restare un mese fermi dal lato agonistico insomma, ha condizionato anche la concentrazione dei ragazzi, mentre il Mantova ha dovuto giocare tutte le partite di play-off, è rimasto diciamo, con la testa nella partita. Ma questi potrebbero essere degli alibi che non voglio dare ora perché abbiamo perso, se avessimo vinto saremmo stati comunque un mese e mezzo fermi, quindi cambia pochino. Il Mantova ha giocato, ha vinto e ora ufficialmente è in Primavera 3. Noi ci diranno se al momento ufficiosamente e quando sarà ufficiale saremo contenti anche noi perché ripeto siamo la squadra che con il Catania, che se non vado errato ha perso anche loro oggi, abbiamo vinto i 2 campionati, altrimenti che senso avrebbe vincere il campionato? Assolutamente, grazie, è stata una stagione bellissima, vissuta insieme, siamo stati molto bene, abbiamo vissuto tante cose insieme e oggi si conclude questa stagione, poi vedremo. Complimenti a te Gennaro, complimenti per tutto quello che hai fatto a livello di videomaker, ma soprattutto a livello umano con noi. Lasciami ancora qualche secondo perché io rifaccio i complimenti a tutti, alla società, allo staff, ai nostri tifosi, ma i complimenti ai miei ragazzi perché veramente sono stati incredibili, hanno scritto una pagina di storia della Virtus Verona. Risultato finale: Virtus Verona 0, Mantova 2.